Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Botta e risposta tra il presidente dell'Anci Calabria Gianluca Callipo e il presidente della regione Mario Oliverio. Il governatore accusa, ingannato i sindaci. Callipo risponde: qualcuno doveva dire che il re è nudo e io l'ho fatto. Mancano i lavori di adeguamento, il blocco operatorio di Castrovillari, costato 5 milioni di euro, non potrà essere utilizzato, e quanto precisa la Regione in risposta all'interrogazione di Carlo Guccione. Luci e ombre nel rapporto Svimez presentato oggi a Roma. Per la Calabria cresce lentamente il prodotto interno lordo, ma si allarga il divario con il resto del paese. Sequestrato nel Reggino il patrimonio di 2 imprenditori ritenuti dagli inquirenti vicini alle cosche, sigilli a beni per un valore di 212 milioni di euro. E di 6 feriti il bilancio dell'incidente avvenuto sulla statale dei Due Mari, lo scontro tra 2 auto nella zona della 280 interessata dal restringimento della carreggiata per lavori in corso. La Procura di Reggio ha iscritto nel registro degli indagati 8 persone per l'incidente avvenuto il 2 novembre scorso in via Pentimele, costato la vita a 2 persone che viaggiavano a bordo di uno scooter, sarebbero cadute a causa delle condizioni dell'asfalto. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, la politica in apertura con il caso Callipo che agita i partiti in vista delle regionali del prossimo anno. Oggi botta e risposta tra il presidente dell'Anci Calabria, che ieri ha annunciato il suo sostegno al sindaco di Cosenza se dovesse candidarsi, e il governatore Oliverio. I particolari nel nostro servizio. La delusione nel Partito Democratico è palpabile all'indomani delle dichiarazioni di Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo Calabro e presidente dell'Anci Calabria, che, spiazzando il partito, ha annunciato di sostenere Mario Chiuto qualora il sindaco di Cosenza decida di candidarsi alla presidenza della regione. L'appuntamento elettorale in programma nell'autunno del prossimo anno agita le coalizioni. Le parole di Callipo evidentemente hanno sorpreso anche il governatore Mario Oliverio, che in una nota fa sapere che è stupefacente l'interpretazione che Callipo dà al civismo. Il suo è un artificio, per lui civismo l'inciucio più bieco e il trasformismo più inquietante. Nei giorni scorsi, precisa l'attuale presidente della regione, in occasione dell'appello che la maggioranza dei sindaci calabresi mi ha rivolto per una ricandidatura, si era dichiarato neutrale come presidente dell'Anci. Abbiamo scoperto oggi che il suo stare sopra le parti vale solo a giorni alterni. Ha ingannato, sottolinea Oliverio, soprattutto i sindaci. Per quanto riguarda la sua mancanza di coerenza e lealtà verso il PD, aggiunge: non vorrei fosse stato condizionato da un sopito e tardivo sentimento ritorsivo per aver subito la sconfitta alle primarie del 2014. Il suo, comunque, conclude Oliverio, è anche un gesto che fa chiarezza, non è più sopportabile la grande melassa delle ambiguità che da tempo implodono il PD e il campo progressista. Sotto questo aspetto si può forse dire che Callipo oggi abbia rivelato la sua collocazione naturale. La replica di Gianluca Callipo è arrivata in serata. Le parole del presidente Oliverio confermano la bontà delle scelte che ho fatto, afferma. Al PD calabrese, conclude Callipo, serviva uno shock per scuotersi dal torpore autoreferenziale nel quale si è adagiato da troppo tempo. Qualcuno doveva dire che il re è nudo e io l'ho fatto a viso aperto e senza nascondermi. E non c'è pace per la sanità calabrese, mancano i lavori di adeguamento. Il blocco operatorio di Castrovillari, costato, pensate, 5 milioni di euro, non potrà essere utilizzato, è quanto ha precisato la Regione in risposta ad una interrogazione di Carlo Guccione. Vediamo.
Il 3 ottobre scorso il consigliere regionale Carlo Guccione aveva presentato un'interrogazione al presidente della regione Oliverio riguardante lo stato dell'ospedale di Castrovillari, inerente in particolare il numero di posti letto per acuti in attività e l'esistenza dei requisiti di legge organizzativi e di sicurezza, paventando il rischio di chiusura della struttura. Su 226 posti letto per acuti previsti dal decreto commissariale della rete ospedaliera calabrese, scriveva Guccione al termine di una ispezione nel nosocomio, all'ospedale Spock di Castrovillari ne sono attivi 93. Guccione chiedeva al governatore quali misure intendesse adottare per rilanciare l'ospedale di Castrovillari attraverso l'attivazione dei posti letto per acuti e l'apertura delle 4 sale operatorie che da 10 anni attendono di essere utilizzate e che fino ad oggi, denunciava l'interrogazione, sono state oggetto soltanto di finte inaugurazioni. Il governatore ha risposto citando il decreto commissariale numero 64 e ricordando che ogni operazione è vincolata alla disponibilità delle risorse. Intanto però Oliverio ha elencato tutte le procedure o eseguite o in corso per migliorare l'organico del nosocomio. L'azienda sanitaria ha espletato il concorso pubblico per l'assunzione di 20 dirigenti medici anestesisti e di rianimazione, assumendone 3 a Castrovillari, che però si sono dimessi perché vincitori di concorso presso altre aziende, così come sono stati assunti altri 2 medici di chirurgia, mentre per un altro posto vacante è in corso una procedura di mobilità. Difficile reperire invece medici di ortopedia. Sono in corso infine procedure di mobilità per broncopneumologia, ostetricia e ginecologia, per medici e tecnici di laboratorio e per un dirigente biologo. Per quanto riguarda le sale operatorie, i tecnici incaricati delle verifiche hanno riscontrato discrasie tra i lavori eseguiti e il progetto esecutivo e anche differenze rispetto a quanto necessario per l'accreditamento delle stesse sale. Situazioni risolvibili, a quanto pare, ma le sale operatorie non potranno entrare in funzione finché non saranno realizzate altre opere come la centrale gas medicali, il gruppo elettrogeno, sfogliatoi e bagni che non sono ancora finanziati, progettati e appaltati. L'economia adesso, luci e ombre nel rapporto Svimez che è stato presentato oggi a Roma. Per la Calabria si registra una lenta crescita del prodotto interno lordo, ma si allarga il divario tra il nord e il sud del paese, i particolari nel nostro servizio. Il 2017 è stato un anno abbastanza positivo per l'economia del Sud. La lenta ripresa in corso ha fatto registrare un incremento del PIL dell'1,4%, dato quasi in linea con quello registrato nel centro-nord, ossia l'1,5%. La crescita era ancorata al forte recupero del comparto manifatturiero, in particolare nelle attività legate ai consumi e in misura minore alle costruzioni. Ma in un contesto di grande incertezza si intravedeva il rischio di una frenata dell'economia meridionale che puntualmente è arrivata, tanto che il PIL nel 2018 al sud dovrebbe attestarsi allo 0,8%, mentre quello del centro-nord all'1,3%, riaprendo così la forbice tra le 2 aree del paese. È quanto si legge nel rapporto Svimez 2018, l'economia della società del Mezzogiorno, in cui si sottolinea che nel corso dell'anno gli investimenti, che sono la componente più dinamica della domanda, crescono in entrambe le aree, ma in maniera più marcata al nord, più 3,8 nel sud, più 6,2 nel centro-nord. Si legge ancora nel rapporto che soprattutto la riduzione dei consumi totali, che crescono nel Mezzogiorno dello 0,5% e al centro-nord dello 0,8%, a incidere maggiormente sul rallentamento meridionale. I positivi segnali di ripresa dell'ultimo triennio testimoniano la graduale uscita dalla crisi dell'industria manifatturiera nel Mezzogiorno, che ha realizzato un recupero più che doppio rispetto al resto del paese. Sempre nel 2017, Calabria, Sardegna e Campania sono le regioni meridionali che hanno fatto registrare il più alto tasso di sviluppo, rispettivamente più 2%, più 1,9%, più 1,8%. Altri dati preoccupanti sono quelli relativi alla povertà. I poveri assoluti sono saliti a 5 milioni, di cui quasi la metà localizzati al Mezzogiorno, dove la popolazione continua a diminuire. A lasciare il sud sono soprattutto i giovani tra i 15 e i 34 anni, un quinto di questi laureati. Una fuga di cervelli che finirà per invecchiare e frenare ancor di più il Mezzogiorno. Torniamo ad occuparci della visita del presidente albanese Ilir Meta che oggi ha concluso proprio il suo viaggio in Calabria con l'incontro che ha avuto con gli imprenditori. Vediamo cosa è emerso.
Il presidente della Repubblica di Albania, Ilir Meta, lo aveva annunciato ieri nello storico incontro a San Demetrio Corone con il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella. Nel suo discorso ai rappresentanti istituzionali nel collegio di Sant'Adriano, Meta più volte ha ribadito la volontà dell'Albania di intensificare i rapporti economici con la Calabria. Oggi il presidente, incontrando gli industriali a Corigliano Calabro, ha detto che il suo paese nel prossimo anno, a giugno, inizierà con la Commissione europea il negoziato per l'adesione all'Unione Europea. L'Albania, ha sottolineato, oggi è un paese stabile sia politicamente che in termini economici finanziari, rappresenta un importante mercato di sbocco per le imprese italiane e calabresi. La vicinanza geografica e gli stretti rapporti socioculturali fanno sì che l'Italia sia il principale partner economico dell'Albania. Sono circa 2660 le imprese italiane che lavorano nel paese delle Aquile, secondo i dati resi noti da Banca Italia. Il presidente di Un'Industria Calabria, Mazzuca, ha sottolineato il valore degli scambi commerciali. Nel 2016 le esportazioni calabresi verso l'Albania hanno pesato moltissimo, soprattutto la manifattura, così come le importazioni. Il presidente Meta, che presto tornerà in Calabria, ha evidenziato come negli ultimi 30 anni di democrazia l'Albania sia ripartita come paese dinamico, produttivo e attrattivo per le imprese italiane. L'auspicio, ha concluso, è che si possano creare sinergie importanti per i nostri territori. Il viaggio del presidente Meta nella nostra regione è cominciato 3 giorni fa con l'incontro a Germaneto, nella sede della cittadella regionale, con il presidente Oliverio. Siamo alla cronaca di oltre 200 milioni di euro il valore dei beni sequestrati dalla Guardia di Finanza nel Reggino a 2 imprenditori ritenuti dagli inquirenti vicini alle cosche. Secondo la direzione distrettuale antimafia, i 2 avrebbero rapporti con i clan di Reggio, San Luca, Africo, Platì e Gioia Tauro. Vediamo. Il metodo è il solito: gestire i mercati di riferimento, a condizionarne le dinamiche attraverso società fittizie o realtà imprenditoriali direttamente e indirettamente gestite, con l'aggravante delle modalità mafiose e delle azioni tese a favorire anche l'arricchimento delle cosche. E quanto hanno fatto, secondo le conclusioni della Guardia di Finanza e della Procura di Reggio Calabria, gli imprenditori Domenico Gallo, 62 anni, di Bovalino, ma è presente in diverse realtà italiane con i suoi affari, operante nel settore dei conglomerati bituminosi, e Gianluca Scali, 47 anni, di Roccella Ionica, con interessi nel settore degli inerti e del calcestruzzo. Ed è in ragione di questa asserita condotta che le Fiamme Gialle e i pubblici ministeri reggini hanno chiesto e ottenuto dalla sezione misure e prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria il sequestro di beni per un valore complessivo di 212 milioni di euro, poco più di 424 miliardi delle vecchie lire. Il sequestro prende origine dal coinvolgimento dei 2 nell'ambito del procedimento denominato convertazione e il cui dibattimento è in corso davanti al Tribunale di Palmi. Alla richiesta di sequestro si è arrivati dopo un intenso lavoro delle Fiamme Gialle, del Comando Provinciale Reggino e dei loro colleghi dello Scico, un impegno approfondito che ha permesso di scoprire in primis gravi discrepanze tra i redditi dichiarati e le disponibilità finanziarie. Riuscire a sottrarre questi capitali a queste persone, a queste organizzazioni, ha il duplice effetto di riportare equilibri sul mercato e di privare le organizzazioni di tipo mafioso di strumenti essenziali per la loro sopravvivenza. Gli stessi imprenditori ritenevano di non doversi schierare con una o con un'altra cosca, ben consapevoli di poter lucrare di questa loro vicinanza e in contestazione della partecipazione all'associazione mafiosa, in questa loro intraneità ad organizzazioni criminali, per poter lavorare in vari e distinti contesti territoriali e anche criminali. Sarebbe stato ucciso a calci e pugni il bracciante romeno, il cui cadavere è stato ritrovato nella sua casa a Melicucco. La procura ha disposto l'autopsia, indagano i carabinieri. Vediamo.
Un giallo che dovranno sbrogliare gli investigatori dell'Arma dei Carabinieri. Un bracciante agricolo romeno di 58 anni, Ion Draghici, è stato ucciso a Melicucco nella piana di Gioia Tauro, in circostanze in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Gioia Tauro. L'uomo lavorava saltuariamente in vari centri della piana. Il cadavere è stato trovato nell'abitazione in cui viveva da un vicino di casa che, vedendo la porta socchiusa, ha scoperto il cadavere chiamando immediatamente i militari dell'Arma. Sul corpo sono stati rinvenuti ecchimosi e lesioni procurate presumibilmente da un oggetto contundente, forse un grosso bastone. Particolari che fanno pensare ad un'aggressione che gli ha procurato la morte. La vittima è stata trovata con un coltello da cucina in mano e ciò può essere letto come un tentativo di difesa o dal fatto che la stessa vittima si stava accingendo a cucinare. Tranquillissimo, educato, salutava, buongiorno, buonasera, non avevamo... Siamo rimasti scioccati tutti. Che l'ha scoperto? E il padrone di casa, visto che da 2 giorni che non lo vedevano, poi hanno chiamato i carabinieri. Altro non so, perché poi siamo rimasti in casa. Gli inquirenti non escludono che qualcuno possa avergli bussato alla porta, qualcuno che forse conosceva, e quando la vittima ha aperto può essere partita una discussione che si è conclusa con l'aggressione e l'omicidio. Le indagini vengono svolte dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro con il coordinamento dei magistrati della procura di Palmi, i quali hanno disposto l'autopsia per capire esattamente come è morto il 58enne romeno. Gli investigatori dell'Arma presumono che l'omicidio sia nato all'interno della cerchia dei suoi conoscenti, constatando anche la dinamica con cui è avvenuta la morte del bracciante 58enne. Alla Mezzia Terme adesso cambiamo completamente argomento. Il turismo balneare, ancora poco sfruttato in Calabria, ne ha discusso la Confesercenti in un incontro che si è tenuto appunto nella città della Piana. Vediamo. Sono oltre 2.500 le imprese in Calabria nel settore del turismo balneare, un dato significativo che, se adeguatamente sfruttato, potrebbe essere il principale motore dell'economia regionale. Eppure gli operatori turistici sono in affanno per colpa di un sistema che non consente procedure snelle e che impone troppi vincoli. Sono stati questi i temi su cui si sono confrontati esponenti della politica, della pubblica amministrazione, dell'università e delle imprese nel corso di un incontro organizzato dalla Confesercenti regionale. Le imprese balneari sono un front office della nostra regione, possono rappresentare un'occasione non solo di sviluppo economico ma anche grandi ricadute sociali dal punto di vista occupazionale. Quindi in questo senso riteniamo che il lavoro portato avanti da 20 anni in questa regione vede come obiettivo quello di avere in questa terra imprese turistico-balneari che sulla costa siano operative non 2 mesi l'anno ma almeno 4-5 mesi a pieno regime, che garantiscono occupazione seria e sana ai nostri giovani, che creino professionalità e che quindi siano capaci di garantire quei servizi che rendono più competitiva la nostra terra. Alla luce delle criticità evidenziate, quali potranno essere le prospettive future? La Regione Calabria sta puntando molto sui contratti di costa con tutti gli attori privati e pubblici sostanzialmente, perché individuiamo nella costa uno degli elementi fondamentali delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche della regione ed è una risorsa che va utilizzata al meglio, dove tutti i soggetti si devono impegnare. I lavori sono stati conclusi dal presidente nazionale della Federazione Italiana Imprese Balneari, che ha fornito tra l'altro preziosi suggerimenti. Troppo spesso si vede che chi ha più doti naturali, se vuole, doni, è meno capace di sfruttarli. Questo sembra che sia un qualcosa di bizzarro, però è davvero così. Qua è una terra straordinaria, da noi iniziamo già a lavorare tutto l'anno, ma qua lo potreste fare molto di più. C'è bisogno di infrastrutture, ma anche di piani che permettano davvero di dare sfogo alla creatività degli imprenditori, perché anche loro lo possono fare, però devono essere messi in condizione di farlo. C'è una notizia di pubblica utilità che riguarda Cosenza. Sta per iniziare la parziale demolizione
dell'ex Hotel Jolly, primo passo programmato dall'amministrazione comunale di Cosenza per poi procedere ai lavori di riqualificazione della confluenza dei fiumi e alla realizzazione del museo di Alarico. Lo riferisce proprio in una nota il comune di Cosenza su richiesta della Consital, il Consorzio Italiano Costruzioni, Manutenzione e Servizi, che è la ditta incaricata dei lavori. Con ordinanza della Polizia Municipale è stata disposta la chiusura di via Lungocrati a veicoli e pedoni. In particolare dalle ore 7 del prossimo 12 novembre fino alla fine del mese, fino al 30, sarà istituito il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli, nonché il divieto di transito pedonale su via Lungocrati nel tratto che va da Piazza Valdesi e l'area di sosta all'altezza del ponte Galeazzo da Tarsia. Alla ditta viene chiesto di provvedere chiaramente a segnalare in anticipo agli utenti le dovute variazioni di transito veicolare e pedonale e il divieto di sosta sia sulle zone interessate che sul ponte Giacomo Mancini, incrocio Corso Garibaldi e sulla via Sertorio Quattromani. Le altre notizie nelle nostre brevi, vediamo. Scontro frontale sulla strada statale 280 dei Due Mari nei pressi dello svincolo di Sarrottino, 2 le auto coinvolte sul posto, 3 ambulanze dell'elisoccorso, sono 6 feriti di cui 4 in modo grave, intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre alcuni passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere. L'incidente è avvenuto nella zona della statale interessata dal restringimento della carreggiata per i lavori in corso. 8 le persone indagate per omicidio colposo dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per l'incidente mortale avvenuto il 2 novembre scorso in via Pentimele, dove persero la vita Maria Teresa Mento e Domenico Spinella, di 43 e 51 anni. I 2 viaggiavano a bordo di uno scooter. Nel registro degli indagati imprenditori, funzionari ANAS e dirigenti comunali, ossia chi si è occupato della gestione dell'appalto riguardante il rifacimento del manto stradale a Pentimele. Un fucile con il colpo in canna è stato trovato in un casolare del Biponese. L'arma era ben nascosta in un fienile nelle campagne di Capistrano. Rinvenuta anche una cartucciera con 28 proiettili. Indagano i carabinieri. Funerali privati a Platì per Francesco Barbaro, ritenuto lo storico boss dell''ndrangheta. Lo ha disposto il questore di Reggio. L'uomo 91enne morto a Parma era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del brigadiere Antonio Marino avvenuto nel 90 a Bovadino. La polizia ha arrestato a Corigliano Rossano un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa nascondeva marijuana e materiale utile al confezionamento delle dosi. Un cucciolo di lontra è stato ritrovato da un cittadino lungo una strada nel comune di Scalea, nel Cosentino. L'animale è stato recuperato dai militari della stazione Carabinieri Forestali, che lo hanno affidato al medico veterinario del Parco Nazionale del Pollino. Il cucciolo è stato poi trasferito presso il centro di recupero animali di Policoro. E c'è una notizia che era attesa: il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 11 regioni in conseguenza dell'ondata di maltempo che ha interessato l'Italia negli ultimi giorni. Tra le 11 regioni c'è anche la Calabria. Ci spostiamo adesso nel Cosentino, esattamente a Casali del Manco, per il camper della LILT. Centinaia gli screening effettuati. Il camper della LILT e la Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha fatto tappa nel comune di Casali del Manco. Per 5 giorni consulti medici ed esami strumentali gratuiti per la diagnosi precoce del tumore al seno. Obiettivo: diffondere la cultura della prevenzione, che è la migliore arma per vincere il cancro. Circa 200 esami effettuati. Per ogni paziente abbiamo effettuato mammografia, ecografia e visita senologica. Fino ad ora una media di 500 mammografie fatte da LILT in collaborazione di Adis Cosenza Onlus. I prossimi comuni saranno sempre dell'entroterra cosentino e saranno una media di altri 5-6 comuni. Continueremo con Prevenzione 2018, toccando, ci auguriamo, la sensibilità di tantissimi e altri comuni. E adesso ci spostiamo a Polistena per un progetto dedicato alla legalità che ha trovato buona accoglienza in un liceo. Vediamo.
La mafia uccide, il silenzio pure, un progetto voluto dal liceo statale Giuseppe Rechicchi di Polistena, tanti gli ospiti della rassegna divulgativa antimafia, direttore scientifico dell'evento e il giornalista Arcangelo Badolati. Abbiamo ritenuto opportuno arrivare nelle scuole. Io ho accettato subito l'invito di Arcangelo e abbiamo deciso di presentare appunto questa serie di incontri che verranno fatti con il liceo Rechicchi di Polistena, perché riteniamo che sia il luogo più idoneo dove noi possiamo affrontare questi problemi. Dobbiamo partire dalla base, e per noi la base sono i giovani, per dare un messaggio importante. La mafia uccide, il silenzio pure. La lotta alla mafia che si fa soprattutto combattendo la subcultura che è collegata alla mafia, prima fra tutti appunto l'omertà. No? L'incapacità da parte dei cittadini di assumere consapevolezza e quindi responsabilità ed agire conseguentemente rispetto ai fenomeni mafiosi, che sono fenomeni che si alimentano proprio dall'omertà, dall'arroganza, dalla presunzione dai favori. E quindi in questo senso questa rassegna vuole dare ai nostri ragazzi un'ulteriore opportunità di riflessione, di meditazione sul fenomeno mafioso in generale, ma soprattutto sulla consapevolezza che la legalità è parte fondamentale della libertà. Parliamo di arte. Antonio Sciacca è un pittore siciliano molto accorsato. Da un po' di tempo ha deciso di trasferirsi nel Cosentino per trarre ispirazione per la sua arte. Nei giorni scorsi ha regalato un quadro al Comune di Rende che raffigura la chiesa di San Carlo Borromeo. Sentiamolo. La mia arte pittorica è un'arte realista, che poi anche sconfina anche nel surrealismo. Questa cattedrale è una sorta di centro Pompidou di Parigi, perché ha questa forma avveniristica per una struttura paesaggistica, anche urbanistica di Rende, è una novità e anche un elemento di contrasto. Questo territorio mi dà un'emozione, un altro territorio me ne darà un altro, cioè ogni cosa mi emoziona e quindi dall'emozione creo la mia pittura. La Calabria mi interessa molto perché ha un paesaggio aspro, forte, un pochettino come la Sardegna, ha questa forza, anche la Sila ha una grande forza, anche il lupo che per esempio è un simbolo anche di San Francesco, poi abbiamo detto d'Assisi, che è naturalmente quella forza della natura. Ecco, mi dà questa forza, mi crea l'immagine di una forza della natura, ecco, l'aggressività e la forza nello stesso tempo. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Dopo il peggioramento avutosi nella giornata di ieri, il tempo torna gradualmente a migliorare. Vediamo quindi le mappe in dettaglio per le prossime ore. Domani generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento su Sila e Serre, dove non si escludono deboli ed isolati piovaschi. Vediamo ora come si comporteranno mari e venti. Domani mari poco mossi, calmo il golfo di Corigliano, venti deboli da quadranti orientali. Per ulteriori dettagli consultate il sito internet meteoincalabria.it. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messi in onda Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.